Bentornati in diretta su Unica Radio, sono venuti a trovarci Niccolò Fenu e Matteo Leccisco Cortu. Buon pomeriggio, buon fine pomeriggio. Buon fine pomeriggio. Sta per iniziare la prima serata, ma non quella delle discoteche. No, siamo un po' vecchi per le discoteche. No, vecchi no, siete anche sportivi. Sì. Vi confido che sono venuti Niccolò e Matteo in bici con questo sole. E li ho fatti un attimo riprendere perché Grazie, sì, erano abbastanza un po' accaldati. Voce del verbo sbrinare, ecco, quello oggi l'abbiamo messo in pratica. Perché venite a trovarci oggi? Per parlarci, allora il là glielo do io, sono venuti a parlarci di Spop Campus Omodeo. Chi inizia tra di voi? Vai Nicolò. Dai, inizio. Spop perché? Perché parliamo di spopolamento. Allora, noi adesso siamo in due, in realtà rappresentiamo un collettivo di architetti, quindi siamo io, Matteo e Francesco che sta a Londra in realtà. Oggi abbiamo visto un ragazzo che sta a Barcellona e l'anno scorso abbiamo fatto appunto una ricerca sullo spopolamento in Sardegna. Spopolamento in Sardegna perché è un fenomeno molto importante. Dei 377 paesi, 31 sono a rischio di estinzione e di questi 377 in realtà che subiscono il fenomeno sono 280. Quindi abbiamo fatto questa ricerca, abbiamo pubblicato questo libro l'anno scorso che stiamo portando in Sardegna, stiamo presentando. Ci piace parlare di spopolamento non solo come un problema ma come un fenomeno da affrontare, da capire e da cercare delle possibili soluzioni. Parliamone un attimo perché io mi ricordo, poi saluto Carlotta Comparetti e Andrea Tramonte che fecero il progetto Lollove proprio partendo da Lollove, che è un piccolo centro che appunto è affetto dall'estremo spopolamento. In pratica Lollove ha pochissimi abitanti. Ci scrive Francesco Accardo: ciao, ho letto il libro, ottimo lavoro. Ciao Francesco, grazie per essere con noi. Lui è un nostro fan e quindi ti mandiamo un abbraccio. Però tornando insomma, mi sono ricollegato poi a quel interessante progetto editoriale che avevano portato avanti Andrea e Carlotta per continuare appunto ad approfondire poi questo tema. Che cosa succede? Che i centri si spopolano fondamentalmente perché i giovani vanno alla ricerca di altre possibilità, alla ricerca di lavoro, e bisogna capire in che modo poter contrastare questo fenomeno. È possibile secondo voi oggi contrastarlo? Più che contrastare è quello di cui parliamo noi anche nel libro e parleremo nel campus, è convivere con il fenomeno. È un fenomeno di cui tenere in conto e ci siamo resi conto che diverse delle comunità in cui si sta vivendo il fenomeno in modo positivo stanno attivando delle esperienze. Questo è quello che raccontiamo nel libro. Sì. Quello che succede nelle comunità in cui da una parte c'è lo spopolamento, dall'altro ci sono spesso amministratori giovani o consulte giovanili o imprenditori che decidono di investire proprio in questi paesi per aiutare a vivere bene in quel posto. Un esempio che mi viene in mente adesso in maniera estemporanea è legato al fenomeno culturale in Sardegna. Insomma, sono tanti festival musicali, letterari. A Bauladu c'è una interessantissima realtà, c'è il Du Bauladu Festival che credo forse è la 7ª o 8ª edizione. È a Nanti Sazzimiera, sono due festival, uno musicale e sono uno giovanissimi, è giovanissimo anche il sindaco di Bauladu. Assolutamente. A cui facciamo gli auguri perché è stato recentemente rieletto Davide Corriga. Ciao Davide. E la cui storia è raccontata nel libro, una delle esperienze, perché la cosa interessante di questo libro secondo me, a parte i dati e a parte il racconto fotografico dei paesi in spopolamento, è l'ultima parte che abbiamo chiamato Spop Up, che sono quelle risposte del territorio al fenomeno spopolamento, in cui raccontiamo con brevi flash alcune esperienze, tra cui il lavoro delle consulte giovanili di Bauladu con diversi festival che aiutano. Io vi confido che il libro me l'hanno portato poco fa perché loro sono già venuti a presentare questo progetto, ma ancora il libro non era stato stampato, quindi il mio riferimento a Bauladu poi cade a pennello perché poi se ne parla anche nel libro e io lo scoprirò solo leggendo, lo scoprirò, come diceva Battisti, parafrasando Battisti. Parliamo di Bauladu, parliamo di Berchida, potremmo parlare di Gavo. Beh, molto giovane anche il sindaco di Berchida, è un mio coetaneo, quindi se dite che è giovane lui, sono giovane pure io. Esatto.
parliamo quindi di... È un altro comune che raccontiamo un'altra esperienza positiva è Nughedu Santa Vittoria, un comune sul lago Amodeo, e qua facciamo il link con l'esperienza che stiamo organizzando a settembre sul lago Amodeo. È un comune in cui il sindaco ha deciso di organizzare Nughedu Welcome, un'accoglienza diffusa per i turisti a partire dal buon cibo. L'anno scorso, ad agosto, ha organizzato una cena in piazza in paese utilizzando Gnammo, i social network, per prenotarsi per la cena. C'era Roberto Pezza che ha cucinato un piatto tipico della tradizione insieme a giovani chef e cuochi locali. E poi ha attivato una serie di percorsi per turisti. Sono molti tedeschi che stanno andando adesso a Nughedu Santa Vittoria in vacanza. E proprio a Nughedu Santa Vittoria faremo il campus. Sì, dal 5 al 9 settembre c'è appunto lo SPOP Campus Amodeo. Qui a qualcuno di voi è partita una diretta. Vabbè, succede, il bello della diretta. Nicolò Fenu sta guardando questo video, ce lo dice. In realtà l'ho condiviso. Però. L'ha condiviso ed è partito dal suo profilo, però capita. Dal 5 quindi al 9 settembre 2017, SPOP Campus Amodeo presso il novenario di San Basilio nel comune appunto di Nughedu Santa Vittoria. Che cosa succederà a settembre? E poi come siete arrivati a concepire l'idea di questo campus? Come ti dicevo prima, non si può parlare dello spopolamento solo in termini catastrofici, bisogna comunque riflettere sulle potenzialità del territorio. Tu dici c'è il fenomeno, Esatto. ci andiamo a braccetto, cerchiamo di capire. Esatto, bisogna convivere col fenomeno. Ok, è interessante questo. Sì. E quindi abbiamo individuato quelle che sono per noi delle aree tematiche e delle aree economiche importanti da esplorare. Quindi abbiamo individuato 4 temi principali che sono appunto invecchiamento attivo, riuso del patrimonio architettonico, agricoltura, slow food e turismo sostenibile. E partendo da questi 4 temi con 4 tutor vogliamo invitare degli studenti, ma soprattutto anche dei neolaureati, abbiamo avuto tante adesioni da parte dei neolaureati, per creare un campus di pensiero, di ragionamento su questi temi, capire cosa succede all'estero, capire quelle che sono le potenzialità del territorio e proporre delle linee di indirizzo, dei possibili interventi in questo territorio, quindi per non rassegnarsi. Sì, l'idea è arrivare il sabato, il giorno finale del campus, a proporre delle idee di servizi per la comunità realizzati col metodo della coprogettazione, il co-design. Stiamo organizzando in collaborazione con l'Elisava, il Desis Lab, che è un'università privata di Barcellona che lavora molto sul tema della ricerca nella coprogettazione, quindi progettare servizi insieme agli abitanti e chi li utilizzerà poi. Il nostro obiettivo è con questi 20 ragazzi, appunto neolaureati o giovani professionisti che vivranno là, insieme ad alcuni ragazzi del territorio che stiamo iniziando a coinvolgere attraverso le consulte. C'è un'apertura anche nei confronti degli studenti universitari. Assolutamente sì, abbiamo quindi non coinvolto solo l'università, neolaureati, ma c'è anche la chi possibilità a chi sta terminando un percorso di avvicinarsi e potersi confrontare con voi. Lo dico questo perché allora dovete sapere che Nicolò ha passato diversi anni all'estero. Diciamo che sotto questo punto di vista sei abbastanza afferrato. Quindi, perché quando è che hai deciso di spostarti dalla tua isola? Sembra una delle interviste che faccio ai musicisti, però non c'è la musica di mezzo. Cos'è per te l'insularità? Esatto. Quando ho deciso, perché ho deciso di spostarmi non per scappare dalla Sardegna, ma per scoprire territori nuovi, quindi dei nuovi posti, delle nuove conoscenze, un modo diverso di lavorare, delle nuove culture. E l'ho fatto attraverso lavorando in degli studi, facendo dei master, aprendomi a collaborazioni, quindi ho fatto esperienze diverse. E dopo tanti anni ho deciso che queste esperienze forse dovevano o potrebbero essere condivise con la Sardegna. Quindi è importante andare, ma è molto importante anche saper a un certo punto dire voglio tornare, voglio vivere in questa insularità. Questo mi piace molto, però mi viene anche da pensare, allora, andare, crescere, tornare nella tua isola. Tu ora hai deciso di tornare, ma è una decisione che potrebbe anche, insomma, mutare, nel senso che hai messo in conto la possibilità di poter, come quegli aerei che atterrano e poi decidono di ripartire. Cioè, ma sai, quando io sono partito 10 anni fa, ero un giovane neolaureato e non avrei mai immaginato di rimanere 10 anni.
E credo che la bellezza di poter vivere qui è anche poter concepire un giorno di ripartire da qua e poi un giorno ritornare. Viviamo veramente un periodo di estrema flessibilità sotto assolutamente, questo punto di vista. assolutamente. Quindi se mi chiedi, pensi un giorno di partire? Dico forse sì, forse ripartirò, forse ripartiremo. Ma che è un tema legato anche allo spopolamento dei piccoli paesi dell'interno, perché pensare che di proporre a un ragazzo di vivere tutta la vita nel suo paese solo perché non si spopoli è qualcosa che io non auguro a un ragazzo. La cosa più importante è che tenere un legame rispetto al paese di origine. Siccome nel libro parliamo anche di sociologia con diversi sociologi e antropologi, il tema delle cittadinanze temporanee, quindi e dei legami che si riescono a intrattenere con un luogo, che sia il luogo di residenza, che sia il luogo degli affetti, che sia il luogo in cui passi una parte di vita, è importante. Ed è importante anche attraverso internet, utilizzando le nuove tecnologie, capire come rafforzare questi legami, anche delle persone che vivono lontane ma vogliono fare qualcosa per il proprio comune, il proprio paese. Sì, mi viene in mente, insomma, in questo momento mi state permettendo di riflettere su alcune cose, però penso ai miei amici di Flumini Maggiore che stanno a Cagliari. Sono talmente innamorati del loro paese, della loro zona, che appena possono tornano subito a casa e non escludono la possibilità comunque di poter costruire lì. C'è chi addirittura riesce a reinventarsi. Voi avete nominato Pezza, ma pensate cosa è riuscito a fare a Siddi? Sì, a Baradili stesso. Sì, a Baradili. E comunque si può, come dice Nicolò, prendere coscienza di un fenomeno, studiarlo, e capire non come contrastarlo, ma come conviverci e come poterlo sfruttare in qualche modo. Cioè, noi siamo portatori di una cultura, insomma, ultramillenaria. È una cultura importante la nostra, ricca di tradizioni. Dobbiamo farci i conti, inevitabilmente. Tu però ti sei dato alla politica. Sì, anch'io ho fatto un'esperienza. Scusate, questo glielo dovevo dire. Anch'io ho fatto un'esperienza fuori, sono stato a Barcellona un anno e una volta che sono tornato qua ho deciso di mettermi al servizio della comunità, candidandomi, mettendoci la faccia in prima persona per il progetto di cambiamento che stiamo vivendo a Cagliari. Adesso sono 6 anni che attivamente sono impegnato in Consiglio Comunale a Cagliari. Sei riuscito a diventare consigliere comunale alle scorse elezioni? Hai preso anche un bel po' di voti. Sì, è andata molto bene. Rispetto al primo mandato che ho fatto si sono quasi raddoppiati, quindi evidentemente il consenso il lavoro che ho fatto, sicuramente l'impegno non è mancato, ma penso che anche a Cagliari si veda che chi sta amministrando ora si sta impegnando per cambiare le cose. La strada del cambiamento è ancora lunga, ovviamente. Però tu hai scelto di fare politica o è un capitolo della tua vita? È un capitolo della mia vita, sicuramente. Ti piace comunque? Mi piace perché vedo alcuni risultati e vedo la risposta delle persone rispetto al mio impegno. Sono contenti che ci sia qualcuno che fa politica disinteressata, di cui si fidano. È una responsabilità, certo, però mi sento di portarla avanti per questo periodo della mia vita. Poi. Tu ci hai mai pensato? Io credo che Matteo diceva pensi che un giorno smetterai di fare politica. Credo che uno non smetta mai di fare politica. Su quello hai perfettamente ragione. Però sì, un impegno politico credo che sia... La politica è ovunque, però in questo caso lui si è impegnato attivamente. È certo che ogni nostra azione è politica, anche quello che stiamo facendo in questo momento. Mi chiedi se ho mai pensato alla politica attiva? Sì, assolutamente. Sì. Cioè, sono impegnato, poi sono stato anche membro del Comites a Ginevra, quindi ero impegnato nel Comitato degli Italiani all'estero, quindi ho avuto un impegno politico. Ma qui stiamo per parlare di torniamo al novenario di San Basilio nel comune di Nughedu, Santa Vittoria. Allora, c'è comunque una quota di partecipazione. Parliamone, spieghiamo anche in che modo si potrà iscrivere. Allora, ci si può iscrivere mandando una mail a info@sardark.it in modo molto semplice. Nella nostra pagina Facebook c'è un forum da compilare con poche domande. La quota di partecipazione abbiamo tentato e siamo riusciti a tenerla al minimo. Sono giusto 100 euro, che per 5 giorni vuol dire le spese di vita alloggio. Le spese vive. No, neanche. Perché noi daremo un alloggio spartano nel novenario, se conoscete come sono i novenari del centro Sardegna, sono i luoghi intorno ovviamente si è invitato sì?
Ok. Sono Ci i luoghi aspettiamo. a fianco alle chiese campestri in cui ci sono le processioni, le sagre del paese, in cui quelle che potrebbero sembrare delle stalle rimesse a posto, le famiglie del paese vivono lì i giorni della festa. Sì. Il comune di Nughedu ce le presterà per il campus, quindi 20 studenti potranno dormire proprio in aperta campagna nel novenario in queste strutture rimesse a posto dal comune recentemente, in modo, abbiamo detto spartano, però spartano forse sa troppo di guerrafondaio come no, Sparta, invece in modo essenziale. Un modo diciamo. essenziale. Beh sì, dai, è accettabile Spartano. Voglio precisare anche che questo progetto è stato, il fatto che si paghi solo 100 euro è perché la Fondazione di Sardegna ha creduto nel progetto e aveva finanziato il progetto SPOP e ha confinanziato anche questo progetto, e soprattutto anche il comune di Nughedu sta confinanziando il progetto, quindi qui è importante avere anche dei partner che credano in queste iniziative, perché altrimenti ci sono tutta una serie di costi che sono legati ai viaggi di tutte le persone che inviteremo. Avete già avuto modo di organizzare degli eventi simili a questo? O è la prima volta che vi state... Abbiamo organizzato in realtà una giornata intera di dibattito e confronto sul tema a dicembre alla Fondazione di Sardegna a Cagliari, quindi era molto più semplice. In modo così complesso è la prima volta che lo stiamo facendo, lo vogliamo fare in modo che i 20 partecipanti, studenti che si iscriveranno, parteciperanno per tutti i 5 giorni, dal martedì al sabato, però poi dal giovedì l'idea è aprire i lavori del campus Amodeo a tutti, con degli eventi culturali. Abbiamo la collaborazione di Sardegna Teatro che porterà uno spettacolo in uno dei paesi vicino a Nughedo Santa Vittoria, a Norbello. Stiamo lavorando ad altre collaborazioni culturali. La giornata finale, il sabato, lo struttureremo come convegni, ma anche musica, reading. Quindi ancora tutto questo dovrete annunciare. Ci sarà pane per i tuoi denti. Lo Qui annunceremo. ci scrive Luca Murgia, ciao Luca, Maratona Cavagnino, sei peggio di Mentana. Ma no Luca, ascolta quello che stiamo dicendo che è molto, molto interessante. Ogni giorno si terrà una Lectio Magistralis. Sì, esatto. Queste sono già pianificate, Sì, immagino. sì. Le terrete voi anche? No, noi, No, Noi tenteremo di moderare il dibattito. Sarete e i microfonini. Esatto. esatto. Sì, saremo al tuo posto. Sì. In che modo state organizzando poi le singole giornate? Saranno, quanto Sì. Allora, inizieranno la mattina? Inizieranno la mattina con delle attività di yoga, di teatro, per mettersi un po'. Siamo in un posto bellissimo, in mezzo alla natura, nel lago. Quindi la mattina sarà la mattina di lavori. Ok, quindi ci saranno questi 4 gruppi che vi abbiamo detto prima, lavoreranno, ci sarà una pausa a pranzo, col pranzo fatto da Nughedu Welcome, quindi con prodotti tipici, e la sera ci sarà sempre la Lectio Magistralis, ogni giorno ci sarà un tema diverso. Ci sarà in collaborazione siamo qui a Unica, col C-Lab, una parte di lavori, quindi i ragazzi dell'associazione C-Lab aiuteranno gli studenti a presentare i loro lavori, quindi ci sarà un confronto con C-Lab, sempre un'attività con i tutor, poi ci sarà la cena e la sera ci sarà un momento di confronto dove tutti i gruppi si scambieranno e discuteranno sui lavori fatti durante il giorno. Gli ultimi 3 giorni a tutto questo si unirà appunto la parte culturale, quindi ci sarà Esodo di Valentino Mannias. Okay. Salutiamo, ciao Valentino. Ciao Valentino, grazie per venire da noi, ringraziamo anche Massimo Mancini per questa bellissima... Assolutamente, salutiamo anche Massimo e Sardegna Teatro. Sì, esatto, per questa sponsorizzazione. Il secondo giorno ci saranno delle attività un po' più legate al territorio, però ci saranno una proiezione di un documentario, appunto Startup, un bellissimo documentario che pubblicizzeremo più avanti, che racconta le vere... Le start-up originarie, quindi tutta quella serie di attività economiche che sono nate in Sardegna, come delle cooperative femminili che hanno creato realmente lavoro. E l'ultimo giorno, in collaborazione con Sulla Terra Leggeri, ci saranno un'altra serie di attività culturali, di reading, di musica. Quindi vogliamo lanciare un messaggio che non c'è solo la ricerca, non c'è solo la teoria, ma anche l'aspetto culturale, come dicevi tu, del festival, di portare le persone da Cagliari, da Sassari, che conoscono il territorio, per noi è fondamentale. Io sono, come vi posso dire, devo fare una proposta a Nicolò. Nicolò,
Sei uno speaker perfetto, quindi quando vuoi ti ingaggio, lo assumiamo qui da noi su Unica Radio. Pensavo perché... mi volessi chiedere di sposarmi. No, su quello mi sa che sei già a posto, però ne parliamo, lo annunciamo più avanti. Cosa vi voglio dire però? Quello che mi interessa capire è se il numero di 20 persone è rigidamente stabilito o è possibile fare qualche piccola deroga. Allora, per ora 20 sono i posti che sono al novenario. Esatto. Vediamo, abbiamo lanciato questa sorta di manifestazione di interesse per vedere chi è interessato a partecipare e già stanno arrivando le prime risposte e questo è molto, molto bello. A seconda del numero di persone che vorrebbero partecipare, ragioniamo di come perché fare. si parlava anche della possibilità di coinvolgere degli studenti, non per forza chi ha già terminato il percorso universitario, e questo mi fa pensare che le richieste potranno inevitabilmente essere maggiori rispetto alle anche 20 perché persone. per gli studenti abbiamo un rapporto stretto con le due università di Cagliari e Sassari, a cui abbiamo chiesto i crediti per le facoltà di architettura, di scienze politiche, economia. Sono diversi crediti formativi che, a seconda del corso di studio ovviamente, che verranno dati. Quindi anche per gli studenti può essere un'occasione per sperimentare sul campo un'esperienza nuova e avere qualche credito formativo per sì, vi alleghiamo a questa intervista anche i link attraverso i quali potete approfondire appunto tutto ciò che concerne SPOP Campus Amodeo. Volevo aggiungere una piccola cosa c'è tempo rispetto a questo, che noi siamo degli architetti, degli urbanisti, però questo campus è fondamentale, il fatto che non è rivolto solo agli architetti, ma è veramente multidisciplinare, quindi ci saranno dei ragazzi che studiano geografia, dei ragazzi che studiano scienze politiche, dei ragazzi che studiano economia, perché vogliamo veramente creare un design di servizi, cioè delle idee che siano multidisciplinari, che parlino veramente al territorio. Quindi è importante, è rivolto a tutti. Questo... Ed è per questo che abbiamo coinvolto anche il Contamination Lab, perché è una delle esperienze più belle che c'è qua all'Università di Cagliari. Sì. L'obiettivo del Contamination Lab è creare delle imprese, delle idee di imprese. Noi, la nostra idea invece è creare delle idee di servizi per la comunità. Quindi siamo rivolti, come ha detto prima Nicolò, all'associazione Contamination Lab, che sono i ragazzi che hanno partecipato le scorse edizioni ai Contamination Lab e che faranno da supporto appunto dal punto di vista grafico, della comunicazione, del lavoro di gruppo e delle dinamiche di gruppo, perché anche quello sarà importante. Saranno 5 giorni di convivenza e anche le dinamiche informali sono quelle in cui si potrà sviluppare di più la creatività anche rispetto alle idee da proporre. Si parla di selezione. Quindi info@sardark.it, voi farete comunque una scrematura rispetto a tutte le richieste che vi arriveranno, però insomma tengo a sottolineare appunto che qualora poi si riuscisse a trovare, a offrire delle possibilità ulteriori per l'ospitalità, relative all'ospitalità, sarà possibile ampliare questo numero chiuso di 20 partecipanti. Bisogna scrivervi entro il 15 luglio. Mi interessa chiarire poi questo aspetto. Siccome mancano una decina di giorni fondamentalmente, in che maniera vi devono contattare? Trovano dei form sul vostro sito? Si può scrivere a info@sardark.it e su Facebook c'è un form da riempire su Google Doc. E quindi chiediamo di riempire quindi il form. Voi sul vostro Facebook avete messo il link per accedere al modulo da compilare online. Abbiamo una bellissima locandina fatta da Alessandro Congiu, che salutiamo. Ale. Salutiamo anche Ale. E quindi sì, lì è abbastanza chiaro. Se doveste avere qualche problema, info@sardark.it. Ok, attraverso questo indirizzo poi voi le mail le controllate spesso? Ogni 10 minuti, oggi non le controlliamo perché è per educazione. Quindi... Però c'è Francesco da Barcellona che sta controllando mentre noi siamo ok, quindi Ciao, c'è una super organizzazione dietro. Volevo giusto dire che comunque questo, ribadire questo aspetto, che comunque il campus è organizzato da Sardark e anche da Elisava, che è un'università privata di Barcellona con l'appoggio di Arianna Mazzeo, che appunto fa parte del Design Lab di Elisava. Quindi questa è una collaborazione importante perché mette insieme il mondo di un collettivo di architetti con il mondo dell'università, e tutto questo è anche patrocinato dall'Università di Sassari e di Cagliari. Quindi dove si trova il libro che avete scritto? Lo rifacciamo vedere? Si trova in libreria a Cagliari, in la libreria di Via Sulis e da Miele Amaro.
E poi online cercando Spop Lettera 22, che è la casa editrice che ha prodotto il libro, si può acquistare direttamente online. Su Amazon. Anche su Amazon, sì. Dopo le polemiche degli ultimi giorni che sono uscite sull'Unione non volevamo citare Amazon. Li salutiamo, in realtà è usatissimo. Assolutamente, lo usiamo anche noi. Tanto Sardark ci scrive. Scriveteci a info ecco qui, questo testimonia Francesco ci segue, no? Testimonia la grande organizzazione poi, insomma, di tutto il vostro team, fondamentalmente funzionate molto bene. Ricordo Spop, Campus Omodeo, un campus di discussione e progettualità sul tema dello spopolamento in Sardegna dal 5 al 9 settembre 2017. Ricordatevi, entro il 15 luglio potete scrivere a info@sardark.it oppure potete andare a trovare appunto loro che sono Nicolò Fenu, Matteo Lecisco Cortu e Francesco Cocco sul profilo Facebook di Sardark, e lì trovate il form che potete compilare per poi, insomma, mi piace sempre dare un ripasso delle cose che abbiamo detto. Poi potete rivedere questo video, ve lo rivedete. Sardark, vedete, ci hanno messo pure il link nei commenti, incredibile. Potete rivedere questo video, controllare i commenti, vedete, guardate qua sotto, che poi lo troverete qua sotto, però quindi così qui giù ci saranno poi nei commenti appunto i link che sono stati già predisposti, attraverso i quali potrete appunto completare il format, oppure comunque fidatevi di info@sardark.it, quello lì non sbagliate, potete chiedere tutto, possiamo chiedere? Assolutamente tutto. Provandoci, poi bisogna adesso rispondiamo. Ha visualizzato ma non ha risposto, questo è importante. Grazie Nicolò Fenu e grazie Matteo Lecisco Cortu per essere venuti oggi da noi su Unica Radio. Vi ribadiamo la nostra apertura a insomma, future collaborazioni e vi seguiremo e daremo notizia di quanto accadrà. Ci risentiamo molto presto, poi appena avrete completato anche il cartellone degli eventi potremo rincontrarci per darne notizia, poi ci arriveranno i vostri comunicati e avremo modo, insomma, di parlarne. Insomma, www.unicaradio.it sarà anche un luogo che vi darà appunto visibilità e darà appunto informazioni sulle eventuali integrazioni del progetto. Grazie. Alessia Menoni scrive: complimenti, collettivo Sardark, il Centro Sardegna vi aspetta. Grazie Alessia, ciao. Alessia. Vi stringo la mano, si vede? Sì, guardate, si vede, perché di solito quando lo fai in radio lo devi dire, in questo caso lo possiamo anche far vedere. Ciao a tutti quelli che ci riguarderanno su questo video, continuate a seguirci su Unica Radio perché giorno dopo giorno vi parliamo di realtà interessanti, li vedete? Guardate, più interessanti di loro. Adesso loro risalgono in bici e secondo me sbrineranno di nuovo. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ragazzi.